Buonasera a tutti, benvenuti. Innanzitutto, se mi concedete un po' di emozione, perché questa è la mia prima uscita ufficiale da neopresidente del Confederazione di Imprese Veneto e francamente mi avete salutato e onorato veramente, e francamente dico uscire la prima volta e poter avere l'opportunità di presentarmi nel mio territorio, di fronte poi ad un gruppo di amministratori, di colleghi artigiani del mio territorio, evidentemente la cosa mi fa estremo piacere, ma anche una certa emozione. Ringrazio l'assessore Marino Zozzato della sua presenza per questo importante evento che abbiamo voluto come Confartigianato organizzare in questo territorio di montagna. Innanzitutto ringrazio i politici presenti, i sindaci, gli assessori della nostra comunità bellunese che hanno voluto partecipare a questo nostro incontro di questa sera. Porto la giustificazione e il saluto della Presidente Maria Rosa Pavanello dell'ANCI Veneto, che purtroppo questa sera è impegnata in un altro incontro e ci rivolge un augurio di buon lavoro per il convegno di questa sera. Io mi limiterei solo velocemente a dire due questioni sintetiche, cercando poi magari alla fine se ci sarà il tempo di fare un attimo di sintesi. Siamo al terzo piano casa del Veneto, sappiamo che ha avuto delle sue vicissitudini, una serie di ricorsi da parte di alcuni sindaci verso questa iniziativa che però ha avuto comunque un suo decorso, e noi rappresentando il mondo delle imprese, in particolar modo in questa serata l'ambito dell'edilizia, possiamo dire che i risultati che l'opportunità del piano casa ha dato e sta dando al mondo dell'edilizia sono numeri estremamente importanti. Credo che questa abbia potuto dare l'opportunità, questa legge regionale e quindi questo terzo piano casa che avrà valenza fino al 2017 ha dato la possibilità veramente di sviluppare, come dicevo, più ambiti di intervento. Purtroppo la crisi del settore dell'edilizia è nota a tutti, sarà molto più preciso l'amico Paolo Tramontin, presidente della categoria degli edili di Confartigianato di Imprese Belluno, e quindi abbiamo anche stimato che esiste oggi nel Veneto un aspetto di anzianità delle costruzioni che hanno superato i 40 anni, quindi non hanno i requisiti di idoneità tali per cui possano essere competitivi sia nell'ambito dell'abitazione, quindi della virtuosità per le famiglie, quindi delle famose classi di esercizio tali per cui possono dare dei risparmi, e altrettanto di conseguenza creano quelle condizioni di perequazione per quanto riguarda l'eventuale opportunità in materia di vendita. C'è un costruito purtroppo invenduto che sta raggiungendo soglie molto elevate, quindi in una situazione come questa uno strumento che è stato accolto in maniera direi interessante dalle famiglie come opportunità per rivedere appunto le caratteristiche delle case che avevano una certa anzianità e la possibilità di ampliarle entro i termini previsti dalla normativa, ha fatto sì che questa crisi purtroppo che tagliava fortemente l'ambito dell'edilizia si sia quantomeno leggermente affievolita, e quindi non entrerei nei dettagli specifici per non togliere spazio agli interventi. Quello che sarebbe interessante è che la scadenza naturale del 2017, perché è imminente l'elezione di nuovo del Consiglio regionale del Veneto, non fosse una data di blocco, ma vi fosse una sorta di possibilità di prorogare queste interessanti iniziative che danno risultati, come ripeto, importanti sia per il mondo dell'impresa e sia per le famiglie. Ecco, io
concluderei qui questa prima parte del mio intervento, riservandomi poi alla fine sarà lo spazio per fare un po' di sintesi per quanto riguarda gli interventi che seguiranno. Grazie e buona serata a tutti.